Un derby è sempre un derby, quello tra CUS Palermo e Palermo Calcio a 5 non fa eccezione, nona giornata del campionato di Serie C1 Girone A, amici di Sportisiti dal Pala CUS, per una sfida al vertice, perché entrambe le squadre sono attualmente nella parte alta della classifica, qualche punto di vantaggio per la formazione guidata dall'inizio di questa settimana da coach Gianluca Isgro, che prova a partire subito forte qui con questa occasione non sfruttata da Guarino, ma al primo affondo i rosanero passano. Saviano semina il panico nella difesa giallonera, poi la palla aperta a destra, c'è la respinta di Lucchese, ancora sui piedi di Vincenzo Saviano, vantaggio per la squadra di coach Salvo Lo Piccolo, che dunque sblocca il risultato. Grande seguito di pubblico come sempre per la squadra rosanero, che qui si difende e si difende alla grande, con Daricca che scippa Guarino, poi serve sulla corsa Casamento a tu per tu con Lo Piparo, perde l'attimo giusto per calciare il numero 9 ospite, poi Lucchese se la porta sulla linea di fondo, riesce ad evitare un paio di avversari e calcia la respinta ottima da parte di Gigi Mistretta. Ancora attacco vivo e non potrebbe essere altrimenti per il CUS Palermo, con la staffilata di Miranda, respinta da Mistretta, poi c'è il fallo in attacco, poi prova ad uscire, palla al piede il Palermo con la suolata di Mineo per Rizzuto, il quale si invola davanti allo Piparo, il quale si mette in posa e respinge. Poi punizione per il Palermo, calciata malissimo data via, allora prova ad andare Lucchese in velocità, ancora bravissimo due volte Mistretta a dire di no al numero 4 giallo-nero. Poi la palla recuperata da Mineo, il quale innesca ancora la corsa di David davanti allo Piparo, c'è la deviazione di Giannola, che per poco non mette a rischio la porta dei suoi. Ancora palla recuperata dal Palermo con Sgarlata, servito poi da Mineo, cerca di metterla dentro, bravissimo Lo Piparo in uscita, quasi ad agguantare il pallone, poi David a recuperare. Ma poi ancora attacca il CUS Palermo con questa manovra con Romano, che serve Giannola, il quale controlla e calcia, mandandola però sopra la traversa. Poi Giannola ha tutto il tempo di prendere la mira, sparare col destro, fulminando Mistretta. 1-1 la rete immancabile di Nicola Giannola per il pareggio del CUS Palermo prima della fine della prima frazione. Ancora però attacca la squadra di Isgro con la palla scaricata, cercato però Russo, che per un attimo la ritrova, allora si gira e calcia ancora Giannola, palla fuori. Passiamo però con le immagini al secondo tempo, perché il Palermo, come nella prima frazione, segna subito e lo fa con Marco Casamento, ex di turno, uno dei tanti di questo derby. Fulminato Lo Piparo, torna in vantaggio all'improvviso la squadra di Lo Piccolo, ma da qui in avanti assisteremo praticamente ad un assedio cussino. Qui conclusione di Giannola, respinta, interviene in maniera provvidenziale a David su Minnone, poi il Leto con la palla giocata in avanti ma sbagliata, allora può andare in campo aperto da Ricca, il quale anticipa proprio Leto ma manda la sfera fuori. Poi punizione per il CUS sui piedi di Mirko Guarino. A proposito di ex, la palla allargata per Lucchese, che la calcia cercando la precisione ma non trovando però la porta. Poi sulla ripartenza immediatamente successiva Daricca cerca la palla lunga per Saviano, che arriva, bravo ancora in spaccata Lo Piparo. Poi azione prolungata con il Palermo che cerca di attaccare, chiuso Lupo, e allora Guarino può scappare in contropiede, un 2 contro 1, perché dall'altra parte c'è Lucchese che col piattone di giustezza anticipa l'uscita in spaccata di Mistretta. 2-2 e si sblocca anche Vincenzo Lucchese con la rete del secondo pareggio del CUS Palermo. Prova ad attaccare il Palermo qui con questo tiro di Mineo bloccato dallo Piparo, che di fatto innesca Guarino, il quale si gira, guarda la porta, poi trova dall'altra parte Lucchese, anzi in realtà non lo trova perché c'è l'ottimo intervento del solito Marco Marretta. Poi David con recupero palla, siamo già dall'altra parte, Mineo se la sistema per calciare ma calcia male da buonissima posizione. Questa era una palla con l'invitante e il Palermo la pagherà cara, perché sul capovolgimento di fronte arriva il gol di Romano. Inizia qui lo show del numero 8 del CUS Palermo, che con un cucchiaino morbido scavalca Mistretta, trova il primo vantaggio importantissimo del CUS in questa gara. Palermo che a questo punto prova a reagire ma sbaglia, c'è il quinto uomo, o meglio sta per arrivare il quinto uomo, ci prova Giannola con la palla che finisce fuori. Poi ancora qui l'attacco con Giannola, spalla alla porta col tacco per smarcare Romano, il tunnel di Romano che mette al centro ancora per Giannola la doppietta del numero 11 del CUS Palermo, che non solo passa avanti ma per la prima volta trova due lunghezze di vantaggio proprio nel finale.
poi cerca di attaccare in power play il Palermo calcio a 5, ma perde una brutta palla e allora arriva la rete ancora di Romano. 5-2 il punteggio. Grande secondo tempo di Romano, grande secondo tempo del CUS Palermo, che riesce a mettere in ghiaccio la partita, e dopo la sirena che sta per suonare suggellerà una vittoria fondamentale, perché adesso insieme allo Sporting Alcamo in testa c'è proprio il CUS Palermo. E allora da Sportisile è tutto, alla prossima.